Buonasera e bentrovati al nostro consueto appuntamento del venerdì, l'appuntamento di Fatti Nostri dedicato all'approfondimento. Fatti Nostri da questa settimana ha una nuova formula, considerata la complessità del nostro territorio, le tante cose che accadono, abbiamo preferiamo da questa puntata dedicarci ai tanti temi che stanno segnando la vita di tutti, attraverso inchieste, attraverso reportage, servizi, qualche ospite, alcune persone che ci aiutano anche a riflettere, a capire che cosa sta cambiando. Insomma, una sorta di rotocalco per raccontare l'evoluzione della nostra vita, del nostro territorio. Ebbene, questa sera ci dedicheremo, vi anticipo alcuni dei temi di cui ci occuperemo, dedicheremo, scusate, al tema che ha fatto tanto discutere della privatizzazione delle aziende idriche. Acqua pubblica o acqua privata? Su questo vi presenteremo un'inchiesta che è stata realizzata da Cristina Pagnin per raccontare le tante sfaccettature di questo problema e anche le perplessità che ci sono nelle decisioni che sono state prese dal governo in questa materia. Andremo sulle strade della droga insieme a Michaela Faggiani e Valentina Voi per capire questo fenomeno che appare un po' dimenticato, salvo la cronaca spesso drammatica. Eppure ci sono tante persone che si impegnano a combattere questo fenomeno che continua ad esserci e che fa temere in maniera particolare per i giovani. Vi racconteremo anche un viaggio della paura, il viaggio di due imprenditori trevigiani che doveva durare qualche settimana, in realtà è durato dei mesi ed è stato un viaggio di paura. Per fortuna si è concluso bene proprio questa settimana e sentiremo dal loro racconto che cosa è accaduto e anche la gioia del ritorno a casa da una bruttissima avventura vissuta in Venezuela. Ma il tema principale, il tema con cui apriremo questa sera, è un tema che anticipa un evento della settimana prossima, vale a dire il giorno della memoria. Si celebra da 9 anni, il 27 di gennaio, sarà mercoledì prossimo e sarà con noi per parlare di questa iniziativa, di questo ricordo. Sarà con noi il presidente della comunità ebraica di Padova, Romanin Yacour. Naturalmente si tratta di una puntata registrata nel rispetto del giorno del sabato che per il mondo ebraico inizia con il tramonto del venerdì. Tutto questo e molto altro tra poco, subito dopo la pubblicità. Mercoledì prossimo, 27 gennaio, si celebra la giornata della memoria istituita dallo Stato italiano, ricordiamo, nel 2000. Il 27 gennaio non è una data scelta a caso, perché in quel lontano giorno del 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa, nel corso dell'offensiva in direzione di Berlino, arrivarono presso la città polacca di Oswiecim, nota con il nome tedesco di Auschwitz, scoprendo il suo tristemente famoso campo di concentramento e liberandone i pochi superstiti. La scoperta di Auschwitz e le testimonianze dei sopravvissuti rivelarono compiutamente per la prima volta al mondo l'orrore del genocidio nazista. Il 27 gennaio il ricordo della Shoah, cioè lo sterminio del popolo ebreo, è celebrato anche da molte altre nazioni, tra cui la Germania e la Gran Bretagna. In realtà i sovietici erano già arrivati precedentemente, ricordiamo, a liberare dei campi, ma questi campi, detti più comunemente di annientamento, erano vere e proprie fabbriche di morte, dove i prigionieri e i deportati venivano immediatamente uccisi con il gas. L'apertura dei cancelli di Auschwitz mostrò al mondo non solo molti testimoni della tragedia, ma anche gli strumenti di tortura e di annientamento del lager. Ed è questa la meta scelta da tante scuole per una lezione di storia viva, viaggi della memoria,
come quelli che organizza il Comune di Padova, per esempio, al cui seguito è andata per noi Maya Ungureanu. Ecco il suo racconto, le testimonianze, le immagini che fortunatamente tanti giovani possono vedere per capire, per chiedersi magari perché, come ha fatto lei. Io sono andata a Dachau, l'altro mio amico è rimasto là a Buchenwald e l'altro è andato giù a Linz, che Linz sarebbe no, proprio al confine tra la Germania e l'Austria. Là c'era un campo anche là. No, non era un campo come Dachau o cosa, ma è un simile. Là entri, ma non sai se esci. Perché c'era una cosa, guarda, che ero, intanto quando sono andato dentro, mi hanno dato il numero, mi hanno fatto le foto, mi hanno mandato quei vestiti a righe, no, bianco e celeste, un paio di zoccoloni, no, ecco, tutto questo. E là no, mi hanno destinato alla baracca, dove si andava a dormire, e eravamo in 150 dentro una baracca. C'erano i letti a castello e ce n'era 5 per pareti e si dormiva a tanto così uno dall'altro perché quasi quasi non si poteva neanche girarsi. No. E sotto non c'erano le tavole, c'erano le doghe, cioè erano tutti distaccati, spaccavi la schiena al mattino, ti alzavi che eri mezzo rotto. E l'hanno fatto per quasi 1 anno e mezzo di più, tutti, sempre e lavorare, e botte, e mangiare poco o niente. Vede, sofferenze, ma tante però, tante che io dico la verità, ma che piuttosto che andare ancora, che andare su un posto così non saprei cosa fare. È meglio la morte. E qua sono stato, come ho detto, quasi 2 anni. E là mi facevano lavorare a Monaco, sulla ferrovia, portare i binari pieni di neve, senza guanti, senza niente, perché non avevamo mica su né i guanti né i calzini né niente, perché sotto eravamo con niente. No. E infatti si andava avanti così. Proprio si andava avanti con lo spirito mio di dire un domani voglio riuscire a andare a casa. È stata una mattina che è venuto là un comandante e mi ha detto no, che tu devi andare a lavorare nei forni crematori. Può immaginarsi, Dio santo, io era la prima volta, mi veniva il batticuore, perché sapevo c'erano delle montagne come le fasce di legna, là dentro, avete visto dove c'erano i forni? No, che c'era tutti quei spazi, quegli angoli, no, i forni erano così, no? C'erano gli angoli, quelli erano tutti pieni di morti fino in alto, e tutto fuori, no? E anche, insomma, c'era centinaia di morti da bruciare, perché non volevano lasciare niente che si vedesse in giro. Vede, e così quando che c'erano, che arrivava gli ebrei, li prendevano, li portavano nelle camere a gas, facevano finta che andavano a lavarsi, a fare la doccia, e invece aprivano il gas. Al mattino si andava là a prenderli, e io ho provato tante mattine a aprire quella porticina là e tirarli fuori. Cari miei, erano là uno abbracciato all'altro, poveretti, che sembravano come l'addio proprio, che dicevano come fratelli. È una cosa orrenda, guarda, le cose più orrende che ho potuto vedere in vita mia.
e credo che a nessuno glielo auguro di vedere e neanche di soffrire quel che ho sofferto. E là andavo avanti così, mangiare poco, al mattino alle 4 sveglia, alle 7 si andava a letto, no, e dopo dormiva anche tante volte tutta la notte con qualche morto addosso, perché là morivano, al mattino li prendevi, li tiravi su tutti, no, e li mettevi là fuori e stanno anche 2 giorni là, sotto l'acqua, sotto la neve, no, proprio peggio che le bestie. E dopo senza quello che facevano dentro, che facevano tutti gli esperimenti, ti cavano il cuore, ti cavano il fegato, ti cavano il tutto, no? E chi lo faceva? Tutte quelle donne e quei giovani che volevano diventare, diciamo, avere una professionalità di medico, di dottore, vedi, no? E lei invece lo faceva per gusto. Era peggio che le cavie. Voglio che la gente sappia, perché tanti dicono che non è vero, che sono cose invece che è tutta una fandogna, una cosa montata. No, cari miei, sono cose vissute, viste, sacrificate, vedi. Questo è il fatto. E sono stato l'anno fino a quando che gli americani mi hanno liberato. Lui ce l'ha fatta a tornare, ma pur essendo vivo è rimasto condannato per sempre a quel ricordo, a quella realtà che non smetterà mai di tormentarlo. La morte è rimasta sepolta nel profondo del suo cuore, inspiegabile, impronunciabile. E tutti gli altri? Dov'è il panettiere che sfornava il pane la mattina presto per farlo avere bello caldo prima di andare al lavoro? Dov'è il parrucchiere che tagliava i capelli e faceva la barba? Dove sono le loro mogli? E i bambini che correvano nel cortile giocando a nascondino? È stato massacrato, fucilato, arso nei roghi dei forni crematori. Ognuno di loro è stato ucciso. È stata ammazzata una persona per 6 milioni di volte. Eppure li mostrarono tutti felici a giocare a calcio e a cantare le opere musicali di Brundibar nei campi di Terezin, quando il 23 giugno 1944 la Croce Rossa Internazionale visitò il campo, una piccola cittadina fuori Praga, i cui 7.000 abitanti vennero espulsi dalla città, rendendola una comunità esclusivamente ebraica e separata. Furono costruiti falsi negozi e locali solo per dimostrare la situazione di benessere degli ebrei sotto la benevolente protezione del Terzo Reich. Uno scopo propagandistico pienamente raggiunto, grazie allo sfoltimento preventivo di gran parte degli ebrei, che vennero ulteriormente deportati da lì al campo di sterminio di Auschwitz. Li misero in 3 per camera, riverniciate e rinfrescate, così che la Gestapo vi girò pure un documentario, a puro scopo di propaganda, presentato come modello nazista di insediamento per gli ebrei. Lo intitolarono Il Führer dona un villaggio agli ebrei. Dopo le riprese, il cast e lo stesso regista vennero deportati ad Auschwitz ed uccisi nelle camere a gas. Tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where quello che in realtà trovarono tra le mura di questa fortezza, quando giunsero lì gli ebrei privilegiati, li chiamarono così perché ex ufficiali tedeschi che combatterono per la Germania durante la Prima Guerra Mondiale, oppure erano figli di tedeschi con un genitore ebreo, era solo fame, malattia, umiliazione, disperazione e morte. La reale funzione del campo? Tutt'altra. Collettore per le operazioni di sterminio degli ebrei.
Nel frattempo nel nord-est della Baviera, nel Lager Flossenbürg, si registrava un aumento della popolazione sempre maggiore, così che presto l'assetto del campo subì consistenti modifiche grazie al lavoro dei prigionieri nelle cave di pietra circostanti. Così che tra i 45 campi di concentramento sorti complessivamente alla fine del 1942, la metà era sfruttata per la produzione industriale e un quarto di essi svolgeva attività edilizie e costruzioni. La funzione primaria del lager? Sterminio attraverso il lavoro. Questo è Flossenbürg. There is a tree as old as me, branches were sown by the color of green, ground had a rose then past its knees, by the cracks of his skin I climbed to the top. I climbed the tree to see the world. When the gods came around to blow me down. È stata, diciamo, un colpo, perché per quanto si studi la storia non si passa mai questa esperienza in prima persona, per cui vederla proprio da vicino, quasi toccare i resti che sono rimasti, è stato incredibile e certo aiuta molto a pensare a come si possa migliorare, come si possa pensare a tutto ciò che può capitare nella vita. Tristezza, amarezza, ma anche tanta rabbia, paura, stupore. Ci guardavamo increduli attorno e non riuscivamo a crederci che tutto questo è successo davvero. Un involucro di emozioni è quello che abbiamo sentito. Pezzi di una storia vergognosa, quello che abbiamo visto. Quello che ci siamo domandati è: com'è possibile che si arrivi a tanto? Da dove nasce tutto questo? Per il mondo succedono tantissime cose che sono incredibili perché non bisognerebbe neanche pensarle. Allora penso che adesso il mio compito sia quello di informare più gente possibile di ciò che è successo e non dovrà mai più succedere. L'SS erano spietati, facevano di quelle cose che, guardi, mai più mi immagino che ogni cosa orrenda facevano e basta. Ecco le domande, le inquietudini che Maja Ungureanu si è posta assieme agli studenti che ha accompagnato in questo viaggio. Ne parliamo con Davide Romanin-Yacour, presidente della comunità ebraica di Padova, che accompagna tante volte, che è di ritorno proprio da un viaggio con gli studenti
un viaggio ad Auschwitz. Lo ringrazio in maniera particolare perché oggi è venerdì, ricordo che la puntata è registrata anche nel rispetto del sabato che inizia con il tramonto del venerdì, mi pare, quindi ecco, anche nel rispetto di quella che è la fede ebraica. Presidente, abbiamo sentito la domanda poi che scorre sempre quando si visitano, si frequentano questi luoghi. Perché è accaduto tutto questo? È una domanda, diciamo che a 70 anni ormai così, trascorsi da quei fatti ci si continua a porre. Lei ha una risposta? Ma, come non ce l'hanno molte altre persone molto più studiose di me, anzi io non lo sono del tutto perché io faccio l'ingegnere di mestiere, non faccio certo né lo storico né il filosofo né il rabbino o cose del genere. Ho letto un po' di cose e soprattutto diciamo, mi sono fatto un'idea di come poterla comunicare a questi ragazzi. Gli aspetti sono molteplici e molto difficile poterli riassumere in 4 parole o così nei tempi abbastanza ristretti. Però potrebbero essere riassunti sicuramente in quello che sono i fatti storici del momento, cioè di una Germania che esce dalla guerra assolutamente con le ossa rotte e con una montagna di debiti da dover ripagare alle altre nazioni e una industria totalmente da ricostruire e anche una società totalmente da ricostruire, dove quindi ci sono delle forti valenze di infelicità sociale, delle forti valenze di normale arrabbiatura nei confronti di una politica che non ha saputo proteggerla e soprattutto una delusione di quelle che erano invece le aspettative prebelliche che non sono andate a buon compimento. È chiaro che in una situazione di questo genere, che tra l'altro io sottolineo spesso che rappresenta il culmine di quello che potrebbe però sempre accadere in qualsiasi altra nazione, in qualsiasi altro momento, quando magari le condizioni economiche non permettono la floridità che si aveva prima, eccetera. In questo nascono appunto delle idee tendenzialmente appunto di tipo nazionalistico che poi mano a mano assumono questo aspetto via via più violento. Questa diciamo è la lettura di base. Una lettura più economica parla invece di studi che sono stati commissionati da quello che poi appunto sarebbe diventato il regime germanico, già ormai dittatoriale, quindi che trova possibilità di servirsi di studiosi che sono sempre pronti a dare un sostegno in questo senso e in cui vengono teorizzate le dimensioni dello spazio vitale della persona singola e quindi ogni persona ha necessità per poter sopravvivere di tante centinaia o migliaia di metri quadri di prodotto agricolo, una persona ha bisogno di determinate capacità dall'industria produttiva, una persona ha bisogno di determinati spazi per poter fare le sue cose e su questa teoria appunto è stata basata il fatto di dire bene, allora vediamo chi siamo, quanti siamo, quanto spazio abbiamo bisogno. Naturalmente questo ha portato, o aveva già portato in precedenza, a dare una scala dei valori in cui ovviamente a questo punto noi diciamo paradossalmente è stato scelto questo concetto del tedesco ariano puro, tra l'altro poi riferendosi a un dio pagano o perlomeno del periodo premedievale che normalmente non era, perché anche i tedeschi precedentemente erano comunque cristiani o cristianizzati. E comunque con questa teoria del tedesco ariano puro, mettendo insieme tutti i tedeschi che erano in Germania e fuori dalla Germania viene fuori che la Germania è troppo piccola, no?
E ecco che quindi comincia il processo, da un lato di espansione di tipo bellico, prima fra tutti verso la Polonia, per andare a conquistare gli spazi vitali, e poi nasce questa altrettanto assurda teoria, che è quella che porterà ai disastri che conosciamo, che è quella appunto di fare una scala dei valori delle varie popolazioni, dove purtroppo gli ebrei, insieme ai rom, agli handicappati, agli omosessuali o a pochi altri, erano al più basso limite, ma comunque ricordiamoci che in mezzo c'erano per esempio i popoli slavi che dovevano comunque essere eliminati, i greci e forse gli italiani, che poi sono diventati alleati a un certo punto pure, perché per esempio, appunto, quello che so, adesso non so esattamente com'era fissata questa scala, ma l'ho vista, e comunque anche i polacchi stessi, che invece erano autorizzati a poter sopravvivere, però il loro destino era quello di diventare schiavi al servizio della nazione tedesca unificata. Ecco, nel servizio la nostra collaboratrice ha fatto un po' un accostamento che potrebbe anche sembrare azzardato tra le vicende e dei simboli che permangono tuttora, vale a dire i muri. Ecco, ce ne sono tanti, è caduto il muro di Berlino, ma ricordiamo c'è un muro a Belfast, c'è un muro a Cipro, c'è un muro a Gerusalemme, che hanno un valore simbolico, nel senso che separano, dividono, impediscono il dialogo, impediscono la comprensione. Ecco, quanto secondo lei sono oggi pericolosi questi muri che in qualche maniera ricordano altre vicende, altre ghettizzazioni che ha avuto purtroppo per protagonista anche nel corso dei secoli la vostra comunità? Beh, io credo di dover dire che c'è muro e muro, no? Ci sono dei muri dentro i quali appunto le persone sono state costrette a vivere senza possibilità di uscire da là, cioè ci sono dei muri prigione, ci sono dei muri di carattere difensivo, come in fin dei conti fino a 40-50 anni fa lo erano le frontiere, dove anche noi abbiamo fatto a tempo a vedere i cavalli di Frisia, le reti e le cose di questo genere. E ci sono muri anti-immigrazione, come per esempio esistono in America verso il Messico, e sono chilometri e chilometri, e ci sono muri di carattere difensivo, e ritengo che quelli a cui lei probabilmente sta così preannunciando come tipo di idea, è quelli che appunto stanno purtroppo venendo eretti intorno allo Stato ebraico, ma vorrei dire, cioè senza con ciò prendere le parti o difendere lo Stato ebraico, perché non è mio compito, cioè gli ebrei e gli israeliani non sono la stessa cosa, anche se sono molto collegati e comunque fratelli, ma per dire un muro altrettanto forte, altrettanto difensivo lo sta facendo l'Egitto nel sud di Gaza per impedire proprio i passaggi attraverso i cunicoli che sono stati creati, eccetera, eccetera. Quindi, ecco, dicevamo prima appunto che lei accompagna ed è di ritorno proprio da un viaggio con gli studenti. Le nuove generazioni che si confrontano con queste terribili pagine di storia che purtroppo in classe si sfiorano appena. Per fortuna esistono questi viaggi, viene da dire, perché in qualche maniera i giovani possono confrontarsi con quella che è stata la storia reale e anche con la drammaticità di questa storia. Eppure tra i giovani non c'è indifferenza o ignoranza. Lo ha constatato la nostra Francesca Iuculano tra gli studenti di Treviso in occasione della presentazione al Liceo Berto di Mogliano Veneto del libro di Marta Minerbi Ottolenghi, La colpa di essere nati. Questo è il titolo del libro. Marta Minerbi e suo marito Alessandro Ottolenghi, entrambi insegnanti, erano ebrei e vissero come molti altri ebrei a quel tempo il terribile periodo delle leggi razziali, della persecuzione, che si concluse
per Alessandro Ottolenghi, purtroppo con la morte nel campo di Auschwitz. Un libro e una vita, quella di Marta Ottolenghi, raccontata agli studenti delle superiori durante gli incontri che precedono, una delle tante iniziative appunto che precedono la giornata della memoria. Ma Francesca Iuculano è andata oltre la memoria, oltre questo evento, per parlare con gli studenti di quei fatti, della loro impressione. Sentiamo. La colpa di essere nati è il titolo del libro della Marta Minerbi, un'ebrea che è stata insegnante nel territorio trevigiano e che ha perso il marito, il professor Ottolenghi, che insegnava a Ricati a Treviso e purtroppo si è spento in un campo di concentramento nazista. Uno di quegli ebrei che riteneva impossibile di poter essere perseguitato da quello Stato che aveva servito prima durante la Prima Guerra Mondiale, portandosi a casa anche delle decorazioni al valore. Siamo partiti nel 2008 praticamente e abbiamo fatto, in occasione dei 70 anni delle leggi razziali, degli interventi su queste leggi razziali e però attualizzate e portate anche un collegamento con l'attualità, cioè vedere praticamente facendo vedere, oltre che l'intervento del professor Daniele dell'Università di Padova che ha parlato di queste leggi razziali, anche dei documentari, delle interviste. L'anno scorso il Liceo Scientifico Berto di Mogliano Veneto ha dedicato gli incontri della Giornata della Memoria alla Shoah dei bambini, portando la diretta testimonianza di 3 ex bambini ebrei che hanno vissuto sulla loro pelle gli effetti delle leggi razziali. Nel 2010 il tema invece è quello dei giusti. Così, dopo la presentazione del libro di Marta Ottolenghi, ci sarà una giornata dedicata alla mostra I giusti e il totalitarismo. Quest'anno abbiamo scelto praticamente anche i giusti perché per vedere anche il bene praticamente, oltre al male, ecco, per non mettere sempre in primo piano il male, perché c'è sempre anche nel male l'occasione del bene, quindi per far vedere, diciamo, che pochi ma non tutti sono stati indifferenti e anche sempre, come abbiamo detto, per portare all'attualità che questo discorso deve essere anche oggi, l'indifferenza è il peggiore dei mali, non abituare anche i ragazzi, dare un messaggio ai ragazzi di non girarsi dall'altra parte mai. Ogni anno lo ricordiamo qua, ci sono sempre convegni e deve essere un giorno che deve essere ricordato, non deve essere dimenticato, anche perché non deve essere solo una cosa celebrativa del passato, ma è molto recente anche come tema, come i problemi anche, non di razzismo, però di intolleranza razziale che ci sono anche in Italia, cioè si vede tutti i giorni, gli esempi tipo Rosarno, queste cose qua, quasi razzismo popolare, che sicuramente non come è stato nelle leggi razziali del 38, però c'è comunque il rischio di un'intolleranza che porta anche a violenza, cioè si è visto in Italia, anche qua ci sono degli esempi, non solo al sud, anche qua in Veneto comunque ci sono esempi comunque di intolleranza razziale. Se facciamo ogni anno ricordiamo questa cosa, non solo per ricordare il passato, ma perché intervenga anche nel presente, ci aiuti in certe cose, ben venga. Esempi di intolleranza all'interno della scuola, ne avete visti in questi anni? In realtà all'interno della scuola, della nostra scuola Liceo Berto, non particolarmente. La scuola abbastanza protetto, forse si vede di più anche perché non ci sono molti extracomunitari a livelli superiori, forse alle scuole elementari. Io ho più conoscenza perché ho la mamma che insegna e si vede. Ci sono classi da metà studenti extracomunitari, magari lì si vede un po' di più. A livello di scuola superiore forse è già diverso perché ci sono le personalità già formate, c'è già più rispetto, non c'è la presa in giro sul compagno di colore. Quando ero alle elementari, quindi probabilmente 8-9 anni fa, e mi ricordo la testimonianza di questo signore anziano di Padova, non mi ricordo il nome, però questo signore di Padova, che lui era stato appunto importato nei campi di concentramento, e mi ricordo che la sua commozione parlando ci aveva mostrato al braccio, aveva ancora il tatuaggio del numero che gli avevano appunto messo quando è entrato in campo di concentramento, la sua commozione nel parlare di quello e in particolare nel momento in cui si è visto separare dai suoi familiari. È un mio parente molto stretto che ormai è defunto e non ha mai voluto raccontare quello che è stato, e questo è un problema che abbiamo oggi, di
di perdere l'ultimo testimone dei fatti. Come ricorda anche Primo Levi, non dobbiamo dimenticare ciò che è stato, e ultimamente i tempi di memorizzazione storica si stanno sempre più riducendo e si rischia effettivamente di perdere la realtà storica. La vostra quotidianità, un esempio di razzismo, non lo so, compagni di classe, compagni di sport, amici, anche in là con gli anni, che vi ricordiate? Non è per far polemica poi, però ad esempio mi ricordo, mi ha stupito molto Borghezio in treno che ha disinfettato i sedili dove appunto si è seduto un extracomunitario, una persona di colore. E quello secondo me è stato un fatto gravissimo, poi non dico qua per far polemica, però secondo me quello è un fatto di razzismo ai giorni nostri. Si vede quello che magari si veste in modo strano o quello che magari ha un atteggiamento un po' così effeminato, tipo quelli sono brutti esempi. Qua ce n'è stata una scuola che conosco che in classe viveva momenti difficili, poi comunque hanno risolto, che magari sei un attimo diverso dall'altro, ma per quell'1% e puoi essere attaccato, puoi essere deriso in qualche maniera. Per la società, secondo te, qual è un diverso oggi, adesso? Per la cultura che ci passano il diverso è l'extracomunitario che viene in Italia per cercare lavoro, o è il gay che vuole avere dei diritti, o può essere... Qual è il diverso per te? Anche di un'altra religione, ad esempio il musulmano, che secondo me anche quello rappresenta per molti italiani di oggi una diversità, perché va a pregare in moschea e non in chiesa. La questione del diverso rimane sempre quella, cioè di distogliere l'attenzione della gente dai reali problemi per concentrarli sulla persona che non è simile a te. Anche la forma stessa di governo, di democrazia, uccide le minoranze per la sua natura. È fatta così e insomma dominano i più. Dicevamo c'è a volte indifferenza, a volte ignoranza su questi fatti, ma c'è anche un mondo giovanile che si interroga e che è estremamente sensibile a ciò che la storia in qualche maniera ci ha consegnato, anche di tragico, di drammatico. Presidente, lei che impressione ha di questi giovani, in maniera particolare quelli appunto che accompagna in questi viaggi della memoria? Ma io dovrei dire che sono felice di farlo, cioè ormai per me è diventata una sorta di impegno a continuare in questo tipo di attività, benché, come dicessi prima, la mia origine non è assolutamente di carattere didattico o cosa del genere. Però noi abbiamo fatto finora 10 viaggi, e in tutti e 10 ho partecipato, in tutti e 10 ho imparato a parlare con questi ragazzi e io devo dire che ogni volta torno a casa più soddisfatto da questo punto di vista. Per esempio nel viaggio che si è concluso ieri devo dire che avevamo delle persone che prima di tutto erano ben disposte, ben educate, quindi non con quei caratteri che oggi spesso si vanno a determinare nei giovani e quindi direi che è estremamente soddisfacente. È sempre un po' difficile farli parlare, riuscire a interloquire all'inizio. Per esempio il viaggio finito ieri è durato talmente poco perché per la prima e unica volta siamo andati in aereo e quindi in tutto abbiamo concluso entro 48 ore, era fatto e finito tutto il viaggio, quindi non si era potuto creare quella sorta anche così di convivenza e di amicizia che si hanno normalmente attraverso 4 giorni di coesistenza totale, no? Però, ripeto, devo dire che erano simpatici e benevolenti. E quando riesci ad abbattere la prima barriera che un po' può essere di pigrizia, un po' può essere proprio solo di rispetto, di poca disponibilità a colloquiare soltanto perché sono ragazzi, in effetti poi vengono fuori delle profondità incredibili, cioè questi ragazzi ti fanno delle domande o fanno dei ragionamenti
dai quali rimanere a bocca aperta e dai quali appunto puoi dire che per fortuna non sono teste totalmente omologate, ma sono degli esseri pensanti che hanno capito che il valore principale che noi abbiamo è la nostra testa e la nostra libertà di pensiero. Se vogliamo, per esempio ieri lungamente con delle ragazze, tornando indietro, dibattevamo sulla capacità e possibilità di esprimere queste idee, cioè i ragazzi o le ragazze si sentono spesso compulsati dal macismo, dalla violenza un po' intellettuale con cui chi ha idee preconcette tende a prevalere sugli altri. E allora dicono: ma tanto cosa serve, noi pensiamo così, eccetera, ma non riusciamo a parlare perché prevale sempre qualcuno che ha una violenza interiore. E proprio ieri, insieme tra l'altro a Don Brusegan che ci ha accompagnato, cercavamo di spiegargli che è proprio questo l'elemento fondante sul quale devono basare la loro crescita di carattere sociale, cioè primo la capacità di mantenere le proprie idee, secondo anche di cercare di esprimerle anche nei confronti di qualcuno che tenti di zittirti con una violenza. È proprio qui la capacità, quella che anche per dire l'assessore Piron ricorda sempre, la capacità di dire un sì o un no quando le cose diventano veramente problematiche. Quello che dico io, la capacità di non nascondersi e sentirsi protette da una massa omologante che normalmente... Ecco, sono fatti accaduti molto tempo fa, sono passati quasi 70 anni. Di questa memoria si sta perdendo, almeno la memoria così, la memoria storica di chi li ha vissuti, si sta perdendo quasi un po' la traccia. Ma ci sono dei testimoni che ancora ricordano, che hanno vissuto magari non direttamente nei campi di concentramento con tutto ciò che è accaduto, ma hanno vissuto quel periodo storico qui a distanza, vivendo fianco a fianco con famiglie ebraiche che poi sono state famiglie ebree che sono state anche deportate. Hanno vissuto un'infanzia, una giovinezza che in realtà non aveva nessun tipo di separazione, né le vedevano in una cultura generale che appare oggi, la leggiamo come antisemita, in realtà era una forma di grande amicizia e di grande stima. E così ci raccontano due sorelle che Valentina Voi ha sentito per noi, che ricordano quegli anni vissuti assieme, anni tragici, proprio alla conclusione quasi della guerra. Sentiamo il loro racconto, con un racconto che parte con una lettera che testimonia anche il coraggio e la solidarietà che è stata espressa. A scriverla la figlia di uno dei sopravvissuti. Sentiamo. Nel 1945, quando la guerra finì, la mia famiglia tornò a casa e vennero a sapere che il resto della famiglia era stata deportata ad Auschwitz, da cui non tornarono mai. Questo creò in mio padre quasi un senso di colpa per essere sopravvissuto e per questo non parlo mai di quel periodo. Il passato, che spesso studiamo solo nei libri di scuola, a volte ci concede delle testimonianze dirette. È questo il caso della storia della famiglia Colombo, che visse per 2 anni nascosta a Santa Maria di Nonna. Una storia di solidarietà e di speranza di cui le sorelle Alberoni sono testimoni dirette. Signora Teresa, che cosa è successo? È successo che lui è venuto là sfolato con i suoi genitori e si è stabilito da noi per la durata di 2 anni, il resto del tempo di guerra, insomma, fino alla fine. Da dove proveniva questa famiglia ebrea? Da Padova, precisamente dal ghetto, via San Martino Solferino. E di quante persone era composta? Era composta da suo padre, Colombo Aldo, e sua mamma, che non ricordo il nome, lui che si chiamava Vitaliano, e la fidanzata Ortensia. Signora Angelina, detta Imelda, quanti anni avevate all'epoca? All'epoca avevamo sui 20 anni, sì, 20 anni. Sì, abbiamo visto sta gente così, noi l'abbiamo accettata bene volentieri,
perché sapevamo che la guerra era brutta e loro erano venuti per ripararsi dalla guerra. Come si svolgeva la vostra vita quotidiana? Vi davano una mano in famiglia? La nostra vita quotidiana era proprio, mi dava proprio una mano perché io lavoravo di tellaio, facevo la tela, vestiti, roba così. E lui mi faceva le spollette perché io lavoravo e faceva, il coso, come si dice, non mi ricordo, il muineo, si mi faceva le spollette. E là ci raccontavamo, mi raccontava la sua vita, mi contava che gli era stato a scuola per diventare rabbino, era stato a Roma, e così passavamo. Poi alla sera giocavamo tutti insieme, nascondino, si correvamo dietro, era come una famiglia, era come fratelli erano. Abbiamo raccontato un po' quella che è stata la vita quotidiana, però c'erano anche i rastrellamenti, c'era la paura di questi rastrellamenti. Ogni quanto più o meno? Ogni 15 giorni capitavano i rastrellamenti, capitava magari qualcosa e ora io facevo i rastrellamenti, magari se caeva un paracadutista, io volevo venirlo, se non ne trovava neanche uno, tutti nascosti bene, e io rifacevo i rastrellamenti per vedere, no, ma la gente... Ecco. E dove si nascondeva questa famiglia durante i rastrellamenti? Questo italiano si era fatto una buca nel fondo del campo nostro, una buca profonda, profonda così a lungo come una tomba, e lui si ficcava dentro là e tutto il tempo del rastrellamento, anche fino a notte fonda, che restava, e stava sempre quieto, Altri di nascosto le portavamo la frittatina, una fetta di polenta, poverino, e lui stava sotto là. Ma si aveva anche paura, perché si aveva paura magari che questi tedeschi o questi fascisti che trovasse, ma in ogni modo resta un paese che tutti siamo vissuti tanto bene e nessuno ha fatto spia, nessuno ha fatto anzi gli era tanto aiutai, perché non solo il parroco che portava, coglieva, ma che mandava anche giorni, insomma, se aveva qualcosa che mandava e tutti faceva carità qualcosa. Sì, sì. Quali erano i rischi che correvano le persone che ospitavano le famiglie ebree? Veniva fucilato e bruciava la casa e tutto, fucilati tutti, di sicuro. E bruciava le case e tutto, ma noi altri siamo stati anche fortunati, insomma, perché non era mica da scherzare, vero? 2 anni di guerra, una situazione snervante. A un certo punto Vitaliano non ce la fa più. Che cosa succede? Succede che hanno fatto saltare il porto Limena e hanno fatto un grande rastrellamento. E era stanco di stare dentro su sta buca e ho detto basta, non ce la faccio più. E ho detto vado a presentarmi, si è vestito in pompa magna, diciamo. E si è partito per via Trieste, si è andato fuori ai mulini di Augliaro e gli ho fatto tutta la strada principale di Santa Maria di No. E ha fatto e dopo ci abbiamo visto casa un'altra volta, sono venuto a casa ancora per via Fiume. Ho fatto la passeggiata e ho detto non ho trovato nessuno, così si era salvato e non le neanche. I tedeschi ieri sono andati via, gli ha finito di fare questo rastrellamento e si è venuto a casa tutto contento, basta, gli ho detto un'altra volta speriamo che... E dopo poco sono andata a finire anche la guerra e è stato tutto bello, tutto contento. Una storia di solidarietà in cui tutto il paese aiuta una famiglia di una religione diversa ma che aveva bisogno di aiuto. Com'è andata dopo? Vi siete continuati a sentire? Sì, dopo siamo andati a sposare, mi ha invitato che siamo andati al matrimonio nella sinagoga e siamo sempre sentiti, bene, ci è venuto, anzi quando che dopo mi ha regalato anche un ferro da stiro, perché era un ferro da stiro elettrico, non era mia, mi ha portato su qua da questo partito, e ho detto, è il ferro da stiro, mi ha portato su anche il ferro da stiro, non fare. Una storia che è potuta emergere dopo più di mezzo secolo grazie al signor Cesaro, un appassionato di storia. Bruna, una delle figlie di Vitaliano, gli ha scritto una lettera per ringraziarlo e queste sono le conclusioni. Non so veramente come ringraziarla di aver portato nella realtà una famiglia a cui i miei nonni, i miei genitori e in qualche modo io, i miei fratelli, i nostri figli e nipoti, dobbiamo la vita. Questa era la vita, questo era il modo con cui in fondo
fondo così si percepivano da vicini, da amici e non certamente da nemici. Si è parlato molto della cultura antisemita dell'epoca, in realtà vediamo che poi nella vita concreta, nella vita quotidiana non era così. Ma quanto ha influito quella cultura antisemita, Presidente, su tutto ciò che è accaduto in quegli anni di guerra? Beh, un altro dei corni delle spiegazioni, cioè perché probabilmente poi ce ne potrebbero essere altre ancora, che non abbiamo trattato al primo momento, era quello appunto di questo antisemitismo con cui si è connotata l'avversione verso il popolo ebraico. L'antisemitismo ha origini ottocentesche. Prima nella storia l'elemento su cui si basava l'antisemitismo era un antigiudaismo preconcetto dovuto al fatto che appunto evidentemente sappiamo perfettamente che appunto il popolo ebraico veniva accusato di deicidio e sulla scorta di questo praticamente in periodi medievali o post-medievali un po' tutto è stato ammesso e lecito nei confronti del popolo ebraico, che è diventato un po' spesso e troppo spesso vittima sacrificale quando il potente locale, che poteva essere civile o religioso, aveva bisogno di avere un capro espiatorio appunto da poter mettere a disposizione della gente. Ricordiamoci anche che la gente era sostanzialmente analfabeta e in quel 2% di alfabetismo c'erano sostanzialmente da una parte i monaci e da quell'altra gli ebrei che per loro legge devono saper perlomeno leggere e scrivere tutti, no? E quindi l'alfabetizzazione voleva dire moltissimo e di conseguenza poteva anche portare ad avere delle persone che pensavano in maniera diversa, questo è fondamentale. Nell'Ottocento poi cosa avviene? Vengono aperti i ghetti e improvvisamente questa gente che prima era segregata esce fuori. E evidentemente o il preconcetto o altre caratteristiche non permette a loro di essere amati, e questo però si diversifica molto in varie parti dell'Europa, eccetera. Certamente nella Germania alla fine dell'Ottocento esistevano una miriade di associazioni culturali che avevano l'antisemitismo nel loro testo di statuto. Wagner era presidente di una di queste associazioni che quindi perseguivano l'analfabetismo. Chiaro che su una base di questo tipo, per esempio qualcuno ha contato quanti libelli di carattere antisemita sono usciti, ne uscivano più di 1000 all'anno, insomma, quindi vuol dire uno ogni 3 giorni o cose del genere. Quindi non è che Hitler si sia inventato qualcosa, ha trovato un humus di accoglienza che era estremamente utile e vantaggioso. Poi se andiamo a leggere il Mein Kampf, cito il Mein Kampf perché in Germania ne sono stati fatti 16 milioni di copie, cioè veniva data, una persona su 2 possedeva il Mein Kampf. E lì dentro c'era già scritto tutto, cioè tutto quello che sarebbe avvenuto dopo. È che nessuno ci credeva o voleva crederci. Certo. Ecco, un'ultima considerazione che riguarda un po' l'attualità. Nei giorni scorsi c'è stata la visita del Papa alla sinagoga a Roma. Che impressioni ne ha tratto lei di questo evento? Io credo che eventi di questo tipo siano comunque importanti per favorire le relazioni e per proseguire quel discorso che a partire dal Concilio Vaticano II hanno cambiato proprio le relazioni tra cattolicesimo, e parlo di cattolicesimo, non di cristianesimo, ed ebraismo. Improvvisamente il popolo ebraico è stato sdoganato di un peso notevole e questo poi è stato ripetuto con la visita di Papa Wojtyla alla sinagoga nell'86 e via via altre prese di posizione, anche se qualche voce della Chiesa si è espressa in maniera contraria. Però quello che io con ottimismo voglio perseguire e spero che sia l'intendimento è che pur nelle difficoltà che ognuno può trovare al proprio interno
questi colloqui che in fin dei conti servono a migliorare la società, ma soprattutto la cultura, quindi qualcosa che deve lavorare nel tempo, possano portare veramente al non ripetersi di eventi che perlomeno abbiano una matrice di carattere religioso. Insomma, indubbiamente. Ed è naturalmente l'augurio che ci facciamo e anche il senso in fondo di questa giornata della memoria che si celebrerà appunto il 27 di gennaio. E io ringrazio il Presidente della Comunità Ebraica di Padova, Davide Romanini-Liaccour, per essere stato con noi e averci aiutato anche un po' a leggere ciò che è accaduto e la sensibilità così che è diffusa. E ora parliamo di droga, perché se ne parla sempre meno, eppure il problema non è scomparso. A farlo emergere di quando in quando è proprio la cronaca, ma dietro c'è un lavoro faticoso e continuo. Da un lato quello delle forze dell'ordine che cercano di combattere lo spaccio, dall'altro quello delle istituzioni prevalentemente sanitarie ma anche sociali, che cercano di prendersi cura di un numero di tossicodipendenti che è sempre elevato. Dell'uno e dell'altro si occupa questa sera Michaela Faggiani insieme a Valentina Voi in questo reportage che inizia proprio dall'attività di prevenzione della Polizia di Stato. Sono le 20:30 di un lunedì qualsiasi, siamo davanti alla questura di Padova e da qui partiamo assieme agli agenti delle volanti della squadra mobile per capire quale effettivamente il giro di droga in una città come Padova e come si può contrastare. Sono circa una quarantina gli uomini delle forze dell'ordine che sono con noi in giro per la città a controllare la situazione. 40. Controlliamo che non abbiano due addosso. Il mio a posto. 40 tra agenti del secondo reparto mobile, delle volanti, del terzo reparto prevenzione crimine, dell'unità cinofila, pattuglie miste con l'esercito e agenti in borghese, pronti a setacciare la città in lungo e in largo, soprattutto le zone più calde come la stazione, l'Arcella e il Portello. Ed è proprio dalla stazione che iniziamo a riprendere i controlli degli agenti per poi salire sul cavalcavia Borgomagno appena sopra la stazione. È un popolo silenzioso ai margini quello che incontriamo assieme alle forze dell'ordine, fatto di extracomunitari, la maggior parte clandestini, che si accalcano nei pressi della stazione. Il bilancio finale è di 217 persone identificate, tra cui 15 clandestini, 5 indagati e 4 arrestati, 23 i veicoli controllati e 18 gli esercizi commerciali multietnici setacciati dagli agenti. Uno degli indagati è stato accompagnato al centro di permanenza di Gorizia. Un nigeriano è stato trovato con qualche grammo di hashish in tasca. Su un tunisino fermato pendeva anche un ordine di carcerazione. Gli altri sono stati accompagnati in questura per gli accertamenti di rito e le foto segnaletiche e poi messi a disposizione dell'ufficio immigrazione. I padovani viaggiatori in transito nella stazione di Padova intanto passano accanto ai controlli quasi senza chiedersi il perché. Solo qualcuno ci chiede se è successo qualcosa. Attorno alle 22 ci spostiamo e saliamo nell'auto degli agenti in borghese della squadra mobile. Sono in 3 e sono abituati a passare le notti così, alla ricerca di spacciatori, in particolare in centro città. Li conoscono per nome e cognome, alcuni li fermano anche 2 volte nello stesso mese. Così succede anche con un cittadino del Bangladesh, titolare di un banchetto in Piazza della Frutta di bigiotteria, fermato dai 3 agenti solo la settimana scorsa con 30 grammi di hashish. Lo vediamo e lo seguiamo anche con la telecamera mentre si accuccia e nasconde qualcosa nella ruota di una macchina a pochi metri dal Duomo. Una volta fermato, gli agenti trovano nella macchina, nascosto in un contenitore di plastica degli ovetti di cioccolata, 14 confezioni di cocaina per un peso totale di 8,18 grammi e 640 euro in contanti, probabile provento dello spaccio. No, giuro, non è questa mia, no? Giuro di mia. Guarda, ti abbiamo ripreso anche con la telecamera, testina. Poco distante gli agenti scoprono, scavando sotto un marciapiede, altri sacchetti di cocaina. Eccola qua ancora. Porca miseria. Questa è bella grossa anche. Oh ragazzi, proprio uno spettacolo, Attendiamo almeno un'ora al proprietario, che però non arriva. Forse ha già venduto il necessario per la serata e probabilmente andrà a recuperare la droga domani. Noi possiamo arrestare una persona quando troviamo questa persona che spaccia. In realtà
C'è un vecchio adagio napoletano che dice: fatta legge trovata l'inganno. Quindi lo spacciatore a sua volta cosa fa? Nasconde le singole bustine da qualche parte, va in giro con una bustina, se viene trovato dice: no, ma questo io sono un consumatore per mio uso personale. Nello spaccio in genere lo spacciatore è raro che si veda che consegna la droga in prima persona a un'altra, perché già quello sarebbe punibile per l'arresto, ma in genere riceve il denaro, la droga la fa trovare sotto un cespuglio, dentro una cabina telefonica, in un cestino dei rifiuti e così via. Girando per il centro e per il portello ormai a notte fonda, nonostante la retata, sono ancora molti gli spacciatori che girano per la città, non solo stranieri. Viene dunque da chiedersi: se c'è così tanta offerta, significa che c'è anche molta domanda. Padova non è il centro dello spaccio degli stupefacenti del nord Europa o dell'Europa o del nord Italia. E c'è un traffico, uno spaccio di sostanze stupefacenti esattamente proporzionale al numero degli abitanti che ha. Quindi, fatta questa necessaria premessa, negli ultimi 2 anni le forze dell'ordine hanno aumentato in maniera significativa, più 30%, più 40%, il sequestro di droghe, tanto eroina quanto cocaina, più 20% il numero degli arrestati. Questo è indicativo non soltanto della capacità delle forze dell'ordine di reprimere, di fare repressione, quindi di arrestare, ma è indicativo anche di una maggiore quantità di droga che circola, che sta esattamente a una maggiore richiesta di droga che viene purtroppo da una clientela sempre più ampia, sia in termini di numeri, più ampia anche perché abbraccia via via fasce di età più giovani. Andiamo dunque a capire qualcosa in più del fenomeno droga all'interno del Dipartimento per le dipendenze dell'ULSS 16 di Padova. Qui sono in trattamento almeno 1.100 pazienti per aspetti tossicologici, 200 sono quelli curati per problemi alcol correlati, almeno una 60 i tabagisti, ai quali si affiancano da qualche tempo anche alcuni tossicodipendenti con problemi di epatite C e persone che soffrono di dipendenza da gioco d'azzardo, persone normali, giovani e meno giovani, operai, dirigenti d'azienda, studenti, che poco o niente hanno a che vedere con la vecchia immagine che si aveva del drogato fino a poco tempo fa, anche per il modo in cui si assume oggi la droga, che si fuma o si sniffa o si assume tramite pastiglie e che costa relativamente poco. Fare un identikit della persona che oggi usa sostanza è impossibile, perché praticamente oggi usano sostanze persone di tutti i ceti sociali, insomma. Quindi ecco che è venuto a mancare questo stereotipo della persona che usa sostanze come espressione del proprio disagio sociale, insomma. Certo, una fetta importante dei nostri utenti sono persone anche che hanno poi problemi di disagio sociale. Oggi i servizi per le tossicodipendenze sono tutti in tutta l'Italia e in tutti i paesi del mondo si devono confrontare col problema della cronicità, perché non dimentichiamo che l'uso di sostanze parte probabilmente come un atteggiamento, però dopo in certe persone che hanno una determinata vulnerabilità diventa una vera malattia del cervello, così oggi è riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Guardi, c'è una distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti. In genere nelle droghe leggere vengono inseriti i cannabinoidi, quindi l'hashish e la marijuana, rispetto alle droghe pesanti, quindi l'eroina, la cocaina e così via. È una differenza un po' subdola, perché il rischio è un po' come quando avviene con il fumo. In genere si inizia a fumare con delle sigarette più leggere, poi man mano che cresce il desiderio, che c'è la sofferenza di nicotina, si passa a sigarette sempre più forti per la ricerca. Ecco, lo stesso rischio c'è nella droga. Ci aspettiamo, già si sa, secondo un rapporto dell'ONU in maniera di droga, ci aspettiamo che nel 2011 venga offerta dell'eroina a bassissimo prezzo, eroina che non fa più paura come era negli anni '80, che si inietta, ma semplicemente che si può fumare o si può aspirare come fosse la cocaina, offrirla a basso prezzo, perché l'anno successivo, se si è fidelizzato un certo numero di clienti, si può aumentare il prezzo e proporla quindi con dei guadagni maggiori. Le conclusioni sono simili per entrambi i nostri intervistati e parlano di prevenzione oltre che di repressione da parte delle forze dell'ordine e soprattutto di un lavoro in rete da parte delle istituzioni, del privato sociale e della società tutta, ma a 360 gradi e dalle più diverse prospettive.
Certamente non dobbiamo nasconderci dietro un dito, nel senso che non dobbiamo mai dimenticare che è vero che ci concentriamo sulle droghe cosiddette illecite, perché fra l'altro rientrano anche un pochino nel contravvenire quelli che sono i regolamenti del nostro vivere civile, insomma. Però è vero anche che ai giovani, ed io che sono un papà di una giovane, insomma, i giovani vanno messi in guardia anche rispetto a quelle sostanze che fanno parte del nostro vivere comune, insomma, quindi l'alcol e il tabacco, insomma. Tenga presente che anche con quelle operazioni che noi abbiamo fatto e che io ho visto molto positivamente, con polizie, carabinieri, guardia di finanza nell'ambito del progetto delle cosiddette stragi del sabato sera, e lì abbiamo visto che il 30% usano sostanze illecite, ma il grosso, cioè la quasi totalità dei fermati erano persone che hanno problemi, avere delle alcolemie anche a livelli molto elevati, insomma. Ci vuole qualcosa in più, la prevenzione, ci vuole che ogni cittadino si renda partecipe, sappia di essere, che un cittadino, anche se non fa parte delle istituzioni, fa parte della società e qualcosa deve fare per questa società. E a tal fine ricordo come ci siamo limitati noi a fare un dépliant che diffondiamo a ogni adulto, quindi adulto significa un genitore, ma significa anche uno zio, un parente, un nonno, significa l'allenatore di una squadra che allena dei ragazzi, significa un sacerdote che sta in parrocchia e che frequenza i ragazzi, un insegnante e così via, una catena forte, alcune regole. Se vedete questi ragazzi che cambiano, che di colpo smettono di studiare, che smettono di fare sport, che mostrano segni di abulia, che sembrano essere a segni di astenia, allora si può fare, attenzione, un campanello d'allarme, una serie di riferimenti a cui fare capo, la questura, ma anche il SERT e altre strutture di questa nostra città. E ora entriamo nella cronaca di questi giorni. Un viaggio di lavoro all'estero doveva durare qualche settimana, invece si è trasformato in mesi di terrore. Una vicenda che per fortuna si è conclusa felicemente con il rientro questa settimana nella loro città di Conegliano di Walter Ianotto, di 80 anni, e Roberto Armellin, di 48, i due imprenditori trevigiani che erano stati rapiti, ricorderete, il 22 ottobre scorso a Caracas, in Venezuela, dove si trovavano per lavoro, e sono stati rapiti da un comando di sequestratori locali. Iannotto fu liberato dopo 5 giorni, mentre Armellin, che del primo è genero, soltanto il 12 gennaio. Ebbene, dopo il loro arrivo all'aeroporto Marco Polo di Venezia, li ha incontrati in questi giorni per noi Mirko Cavallin. Ecco il loro racconto. Buongiorno, buongiorno. Eccolo qua, ben arrivato, ben arrivati. Quando sono arrivato a Caracas il martedì mattina sono state delle scene che non pensavo neanch'io di vederle. I parenti che erano lì, la Marlene, mia moglie, Walter, mio suocero, e tutte le persone che sono state vicine a loro. Io ero al di fuori di tutto e non pensavo a quello che c'era tutto intorno. Dunque per me hanno sofferto più loro e tutti i miei parenti e amici che sono qui in Italia e lì in Venezuela. Un ringraziamento anche ai mezzi di informazione, o meglio a quelli che hanno saputo rispettare il silenzio stampa da noi richiesto fin dallo scorso 27 ottobre, a coloro che hanno continuato ad ricercare la verità, astenendosi da riportare alcune notizie talvolta totalmente prive di fondamento, che abbiamo letto con preoccupazione nel corso di questa lunga avventura. Noi quella sera eravamo fuori a cena a casa del papà di un nostro cugino, di un mio nipote, cugino,
e siamo rientrati tardi, cioè alle 11 della sera. Apriamo la porta e ci troviamo davanti i banditi con la pistola. Ci hanno spogliato di quello che avevamo, ci hanno forzato a montare in macchina un'altra volta e andare via con loro. La forza che mi ha dato quando sono stato per questo lungo periodo è stato che una scelta condivisa con Walter, mio suocero, che sono stato io al posto suo, dovevamo decidere o io o lui, è stato meglio così, perché dove erano non erano dei bei posti. Avevamo capito che lavoravano le forze, diciamo, venezuelane, lavoravano per vedere di trovare un qualche spiraglio per arrivare vicino a questa gente. Io sono stato 77 giorni dopo che ci hanno diviso nella selva in Venezuela e ho vissuto che dormivo fuori all'aperto su un'amaca. Il tetto della mia amaca era un telo di nylon. Al mattino mi davano da mangiare, mi trattavano bene e c'erano il pericolo che c'era lì, a parte queste persone, erano gli animali, perché erano nella pura selva, l'unico animale che non c'era erano i coccodrilli. Certo che è un'esperienza che non auguro neanche al peggior nemico, perché pensare cosa poteva... Io in certo qual modo mi assicuravano per il tipo di gente, infatti io in 5 giorni i poveri disgraziati ci hanno trattato bene in mezzo al bosco. Vi aspettiamo presto a respirare ancora dell'aria buona delle nostre parti. Le buone chiude il municipio, ma quelle di Monteseri migliori. E bentornati, bentornati. E per questa sera abbiamo concluso questa nuova formula del nostro Fatti Nostri a formula di rotocalco. E in realtà il lavoro della nostra redazione non finisce qui, perché tra poco, subito dopo la pubblicità, potrete seguire la storia di Fatti Nostri di questa settimana, che ci porta a Vicenza a scoprire una serie di esperienze, per così dire, al limite. Sono quelle raccolte dagli psicologi del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo, che può vantare un progetto sanitario unico nel suo genere. In viaggio per noi con la storia di Fatti Nostri questa settimana c'è Giulia Salmaso. Io vi lascio a questa storia, vi do appuntamento alla settimana prossima con un'edizione speciale di Fatti Nostri, perché vi presenteremo l'incontro che si è svolto proprio questa settimana a Verona tra il vescovo Zenti, il vescovo di Verona, e l'astrofisica Margherita Hack. Al centro di questo dialogo il tema della fede in rapporto con la scienza. Buona visione intanto della storia di Fatti Nostri.